Rieccoci dopo aver avuto l'assessore regionale alla sanità Lanzarini nella seconda parte di Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, dopo le vacanze ritorna, è venuto a ritrovarci il sindaco di Padova Sergio Giordani. Buonasera, grazie di essere con noi sindaco, come va? Passato bene le vacanze? Molto bene. Riposato adesso? Riposato, tranquillo, sereno. Sono 4 anni che sento sempre che lei è sereno, che è tranquillo, bello voglio dire. È vero, sono sereno, tranquillo. Guardate, il titolo, chiedo alla regia se può mettere il titolo, abbiamo messo Padova con tante novità perché bisogna riconoscere che dopo aver avuto la città del volontariato, dopo aver avuto l'Urpipicta, non riesco mai a pronunciarlo bene, adesso siamo anche la città dello sport, quindi tante belle novità che riguardano Padova, ovviamente avremo modo di parlarne in questa trasmissione. Però la prima cosa che le chiedo, sento oggi, ho sentito sui giornali la centrodestra che ha candidato una persona che conosco, che è un amico, tra l'altro Peghin, cosa ne pensa lei? È un amico, Chico, un amico, non ho letto l'articolo, ho letto anch'io il titolo, diciamo... Beh, c'era un bell'articolo sul futuro delle candidature. Sì, diciamo assolutamente impegnato. C'è scritto che il gruppo di Rozzoni rimane ad appoggio a lei, insomma, non so se lei si candida o no, però era scritto. Io non ho letto l'articolo, devo dire sono molto impegnato, per dire ieri con... Ma perché mi racconta sempre tante bugie? Non sono bugie, sono verità. Sono lei non lo ieri sa... ho parlato in videoconferenza con la transizione ecologica per quanto riguarda l'informatica di tutti i comuni, sono 6 miliardi e 7 a livello governo, c'era Brunetta, c'è il ministro Brunetta, la Gelmini, il ministro Rago, per cui sono molto attento a tutte queste cose. Che succede a Padova? Però devo dire che veramente faccio fatica a seguire le altre cose. Ma le chiedo oggi che è uscita la candidatura di Peghin e centrodestra cosa ne pensa? Mi sembra... È un amico, non posso dire altro, cioè non ho letto l'articolo, non so se è vero, non ho idea. Dico solo un amico, un bravo imprenditore. Poi c'è la democrazia, ci sarà qualcuno che si candida. Volevo sentire il suo pensiero. No, ci sarà qualcuno che si candida a fare il sindaco, maggio, giugno del prossimo anno, ma c'è tanto tempo. Adesso l'importante è lavorare per Padova. Lei ha deciso cosa farà oppure? Ho detto c'è tanto di quel tempo per fare questo. Si arrabbi come io, gli le faccio una domanda. Non mi arrabbio mai con nessuno. È normale che le faccio questa domanda adesso? Normalissimo che i discorsi sono normali, normalissimo. C'è democrazia, per fortuna l'Italia è democratica, saranno dei candidati per quanto riguarda il sindaco, saranno forse più di 2, 3, 4, 5 come al solito, per cui vedremo, faremo. Adesso sono occupato, io spero entro settimana avere la convalida del tram, i 325 milioni, sono veramente impegnato. Poi al ritorno delle vacanze ho trovato un po' di posta da fare, un po' di richieste. Ma adesso ne parleremo, era la domanda, lo sa perché ho fatto questa domanda, perché oggi sui giornali c'è una pagina intera per i candidati sindaco, allora le ho fatto una domanda perché ovviamente d'attualità mi sembrava doveroso farle questa domanda. Non la mia idea. Va bene, allora ritorniamo, andiamo a parlare, ogni volta lei scrive, cerca sempre di schivare questa domanda perché... Io penso che i padovani siano interessati che io mi dia a fare, la giunta, sia da fare, per portare a casa risorse, per far sì che Padova cambi, perché c'è stato un disastro con la pandemia, un disastro solo per economico, sociale. Sono tantissimi miliardi, 220 miliardi, che il governo sta stanziando in maniera anche intelligente. Noi abbiamo fortuna di avere dei tecnici che hanno fatto tanti progetti e siamo in attesa, man mano che arrivano, che fanno proposte e gare per questi soldi, cerchiamo di approfittare, perché Padova può cambiare con queste cose. Perfetto, va bene, l'abbiamo detto qui. Allora iniziamo. Nei giorni scorsi abbiamo un po' visto, tutti noi della stampa, ovviamente abbiamo fatto degli articoli, che ci sono dei ritardi nei cantieri per via ovviamente dei tempi del Covid, che molte aziende non portano il materiale, ed è una cosa che ormai sta ovviamente mettendo in difficoltà tantissime attività e lei lo sa, dall'acciaio anche alle cose più banali. Ora andiamo a vedere questo servizio e poi sentiremo il sindaco cosa ci dice.
materie prime più costose e consegna dei materiali in ritardo sono prove tangibili di come il Covid stia fortemente condizionando anche il settore dell'edilizia, e a farne le spese sono i cantieri che inevitabilmente subiscono rallentamenti e ritardi. I tempi di consegna si allungano per le grandi opere in corso di realizzazione, destinate a cambiare il volto della città. Esempio tangibile è l'avvicinamento della curva sud dello Stadio Uganeo, con annessi 2 palazzetti dello sport. La sistemazione dell'impianto sportivo avrebbe dovuto essere ultimata per l'inizio del campionato, ma lo sarà a step. Intanto però il Padova ha già giocato la sua prima partita casalinga della stagione, ma la nuova curva sarà agibile per novembre e circa un mese dopo i palazzetti. Ad allungare i tempi sono stati anche gli imprevisti, la mancanza di una mappatura dei sottoservizi e la presenza di una falda acquifera a pochi centimetri di profondità. Nel quartiere fieristico sarà pronto non prima di un paio di mesi il centro congressi, un'opera iniziata nel 2016 con l'abbattimento del vecchio Palazzo delle Nazioni, ora ultimato esternamente, ma per completare le sale che ospiteranno 3.500 posti mancano acciaio e componenti delle luci. Rallentamenti anche nella trasformazione dell'ex parcheggio di Piazzale Boschetti nel Parco Tito Livio. Qui a complicare l'intervento, oltre al Covid, è stato il ritrovamento di amianto e di idrocarburi e le conseguenti complesse operazioni di bonifica. Entro la fine dell'anno sarà aperta un'importante parte del parco, compreso il camminamento dell'Argine. E entro la fine dell'autunno saranno completati anche i lavori di realizzazione della nuova piazza alle Cave, tra le vie Dini, Dal Piazza e Tartaglia. Qui il ritardo, quantificabile in un paio di mesi, è legato a problemi contrattuali con la ditta. Ecco, abbiamo visto, Sindaco, ovviamente molti cantieri che sono in difficoltà. La prima domanda, ovviamente questi ritardi perché non arrivano, oltre per aver trovato l'amianto incerti, però è nati perché non arriva il materiale. Questo materiale, ci dicono ovviamente chi è venuto a trovarci, che è anche aumentato. Questo aumenteranno anche i costi di queste opere? Oppure... Purtroppo sì, un pochino. Perché diciamo che la ripresa economica è stata importante sotto l'aspetto edile, sotto l'aspetto dei servizi, 110% per quanto riguarda il super bonus per le case. Di conseguenza c'è stata una corsa all'acquisto. L'acciaio è aumentato al 100%, manca legno, mancano tantissime cose. Manca impianti, per dire, dovrebbe essere terminato l'illuminazione del Piazzale del Santo, manca gli apparecchi luminosi, mancano, arriveranno tra un mese. È un po' difficile approvvigionarsi dei ricambi, delle lampade, dell'acciaio e via dicendo. In più si aggiungono a mare altri problemi, tipo Piazzale Boschetti, che c'è l'inquinamento, abbiamo trovato nel tempo, abbiamo trovato idrocarburi, abbiamo trovato l'amianto. Diciamo che i padovani nel tempo non sono stati, era una zona un po' particolare, ovviamente, ma i padovani nel tempo non sono stati proprio molto bravi sotto l'aspetto dell'ambiente e dell'ecologia. Ma sono tutti ritardi abbastanza contenuti, 2 mesi, 3 mesi, dal centro congressi, al Piazzale Boschetti, Tito Livio, che vuol dire, anche nelle mie illusioni era fine agosto-settembre, sarà fine ottobre-novembre. Questo tutto concatenarsi perché mancano certi prodotti, oltre ad aver trovato anche dei problemi sotto l'aspetto di inquinamento. Però sono ritardi abbastanza leggeri. Devo dire che i funzionari stanno lavorando in maniera importante, anche le imprese che abbiamo scelto stanno dando a fare. Ma quando manca il prodotto, non c'è niente da fare. In più c'è stata qualche richiesta di aumento di costi, testimoniata dai costi ovviamente per quanto riguarda il prodotto. Questo secondo lei? Si è fatto un'idea perché sono aumentati così le materie prime? C'è una forte richiesta, si chiama a fronte di una domanda. Qua non c'è offerta. Non è che la nostra politica ha sbagliato qualcosa? No, assolutamente no. Lei dice di no? No, se 100 persone vogliono la stessa cosa, 100 o 10 sono diverse, per cui devo accontentare 100 persone e cerco di tenere come commercio chi... No, ma la domanda mi viene naturale, perché tutto questo succede in un attimo, non è che questo aumento venga... qualche mese. Non è questo di solito l'aumento del 30%, perché se hanno 1, 10... No, anche di più.
Sì, anche di più, no, ma voglio dire, se l'aumento è minimo del 2-3%, ma il 30% in 2-3 mesi 30%, così, 50-100%, non c'è il materiale. Ma non le fa venire cattivi pensieri? Assolutamente. Se uno ha il prodotto, se uno vende l'acciaio, faccio un esempio banale, e tutti lo vogliono e ce n'è poco, è chiaro che tengo alto il prezzo, è un problema domanda-offerta molto banale, non è che il governo ha sbagliato qualcosa, certamente il super bonus, il 110% ha fatto esplodere l'edilizia. No, le faccio una domanda, Sindaco, che non è inerente, però lei è un imprenditore, dunque riesce e lo sa meglio di me. Non è che deprività praticamente molte aziende che erano private sono state provate allo Stato, vedi l'acciaio, vedi le autostrade, ha comportato che questo aumento diventi quasi una cosa automatica? No, assolutamente, è un problema di domanda. Cioè, allora le faccio una domanda diversa. Lei è d'accordo che certe aziende private siano passate sotto le mani dello Stato? Ricordo l'acciaio, ricordo le autostrade, ricordo così. Lei è d'accordo in questo senso oppure? Come logica di imprenditore no. Come logica va analizzato la specifica azienda. Qua non c'è un'azienda che è magari leader europea nell'acciaio. È chiaro che il governo deve stare molto attento a come si comporta, perché vuol dire che l'approvvigionamento in Italia dipende moltissimo da questa azienda. Parlo l'Ilva ovviamente. Siamo d'accordo. E di conseguenza sta molto attento a cosa fare. L'Ilva, oltre ad avere un problema di inquinamento ambientale, oltre ad avere migliaia di operai, c'è anche un problema strategico di prodotto. Per cui il governo, se si trova nelle condizioni di dover decidere, chiaramente ha preso una decisione giusta. Ma tutte le cose, penso, sono... Ormai il pubblico va meno come attrattiva, va un po' sul privato, però il governo deve intervenire, come sono intervenuti tantissimi altri governi, ad esempio nelle compagnie aeronautiche, sono intervenuti, tutti gli stati sono intervenuti perché sono andati in default totale, di conseguenza intervengono e dopo cercano di trovare soluzioni. Sì, è ovvio, però nell'entrare nel merito, se è giusto o no, lei dice non è sotto un profilo imprenditoriale non è giusto, però poi tutto questo va a carico del cittadino. Però le dico, se certe aziende, se prendiamo l'Alitalia o prendiamo le autostrade, guardiamo i massimi dirigenti cosa prendono di liquidazione prendono milioni e milioni di euro di liquidazione. Sì, per carità, non è questo il problema fondamentale, bisogna vedere sotto l'aspetto della strategia quanto è importante l'azienda specifica nel contesto nazionale. L'Italia è chiaro, è stata una mostruosità di miliardi, 8-9 miliardi se non sbaglio dall'inizio. Adesso è una situazione difficile, ma difficile come tutte le compagnie aeree. E tutte le compagnie aeree hanno avuto sia ristori per quanto riguarda i governi, perché diventa una cosa difficile da gestire. È chiaro, l'Italia ha avuto un passato anche difficile. Il governo decide di fare certe operazioni. Io penso che il governo sta lavorando molto bene, francamente. Condivido quasi tutto sempre. Sta pensando in maniera molto razionale, in un contesto difficile, molto difficile in cui ci troviamo. Non c'è neanche un po' di opposizione a questo governo, non c'è anche vedere la stampa e tutti i giornali ovviamente. È difficile fare opposizione. Stiamo lavorando bene, però non ha nemmeno difficoltà che magari tanti altri governi hanno riscontrato. Non è un problema di opposizione, è un problema di fare cose concrete. No, è vero. Devo dire che abbiamo la fortuna, incredibile di avere un premier, un primo ministro che si chiama Draghi. Sì, ma è tutto vero. Dico delle volte i partiti quando vogliono riescono a sistemare diciamo che una persona come Draghi è una fortuna che sia italiano, è una fortuna che sia primo ministro, certo. che presidente del Consiglio. Nel ritornare nel ragionamento nostro, io ho fatto questa domanda sulle materie prime, avuto che hanno aumentato i costi. Piazzale Boschetti come sarà la situazione? Perché doveva ovviamente essere già terminata, poi avete trovato... Penso ottobre-novembre sia sistemato, parlo solo del piazzale, sì, non c'entra niente, le due palazzine le due palazzine sono state... No, c'è ancora da fare il passaggio di proprietà. Ma gli acquirenti ci sono? Oppure... Sì, sono da finite, Serbinato, solo problemi tecnici, l'ha fatto a fine settembre, prima di ottobre. Ecco, invece il centro congressi che... È terminato, adesso manca dei ricambi dei pezzi e via dicendo, è già terminato. Quando prevede di fare l'inaugurazione? Secondo me tra un mese e due operativo, assolutamente. Senta, Leroy Merlin iniziano i lavori? Sì, fine anno, non saprò anche lì. Entro fine anno, quindi... Ricordo che sono tutte, è privata questa cosa. No, sì, d'accordo, sto chiedendo perché è un posto, un nodo molto delicato per quanto riguarda... Sicuramente io sono
uno che ha caldeggiato questa operazione, anche se è stata iniziata dal precedente sindaco, per cui secondo me, e ripeto, è una fortuna che sia un'azienda che va a investire su un territorio, c'è il massimo di regalo, per cui certo. ben venga insomma questa operazione qua. Senta, sono arrivati 37 milioni e mezzo, ma corretto che sono arrivati 37 milioni e mezzo. Come intende investire questi soldi o spendere questi soldi per la città? È corretto il termine investire. Diciamo che come al solito abbiamo avuto un pizzico di fortuna. È stato avviato dalla precedente amministrazione, dal dottor Pietro Bosco, che si è accorto, del segretario. Sono stati tutti quanti attenti a questo problema, giustamente hanno fatto questo ricorso. Potevamo chiudere anche noi su 6 milioni e mezzo, però abbiamo rischiato e siamo andati avanti. È arrivata una cosa corretta, giusta, 37 milioni e mezzo. Questi costi saranno investiti per quanto riguarda la città di Padova, possono già essere investiti in questo bilancio. Ho parlato l'altro giorno in giunta con gli assessori, ho detto fate i progetti per la città, perché è importante che ci siano questi progetti. Ovviamente sono progetti, non vanno spesi per cose continuative. Faccio un esempio, non può essere un contributo che va avanti per gli anni, perché è una cosa spot, per cui vanno investiti nelle cose immediate da farsi, per cui una strada, un'asfaltatura, piuttosto che cose che non hanno continuità nel tempo, perché è una somma fine a se stessa, una somma molto importante. Beh, c'è solo qualche strada da sistemare. Sì, ce ne sono, no, tranquillo, gli assessori sono bravissimi in questo caso, nell'investire i soldi, non hanno difficoltà. Abbiamo Sono bravissimi, qualche tiratina a orecchia gliela devo dare a qualcuno come l'Erba qui da noi, insomma, perché lei dice sempre bravi tutti, però io devo essere un po' realista con quello che... C'è qualche difficoltà, ogni tanto c'è qualche problema, magari è tagliato tutto quanto per bene, ma scappa gli argini, scappano qualche cosa, però sono molto attenti anche a cercare di rimediare le cose. Ricordo agosto è anche un mese particolare, però erano già gli appalti, già fatto tutto, stanno monitorando la cosa, stanno sistemandola, però la città, devo dire, con molto orgoglio è tenuta bene. E quando parlo di città non parlo del centro storico, quando parlo di città io parlo sempre con tutti i quartieri, per cui Padova non è solo il centro storico, Padova è i quartieri, tutti quanti, non è male, devo dire. Sono molto orgoglioso della città, è tenuta, non posso fare nomi, la gente che è stata di vacanza dice... Quando sono tornato a Padova devo dire che la città è diversa, è pulita, ordinata, è sicura. Io devo cercare anche di trovare i punti più, perché se stiamo qui le dico che è tutto bello, tutto bravo, certo, ovviamente. Sicuramente. Senta, per quanto riguarda la sicurezza, può sempre fare meglio, questo è sicuro. L'altro giorno una persona è stata colpita e ha denunciato il fatto in Piazzale Duomo, poi era stato un po' sul giornale, ho letto che, anzi ci ha chiamato il questore, ha detto che è stato lui a fare la cosa. Non vado nel caso specifico, però apro e parto con la sicurezza com'è a Padova, la situazione, la droga che comunque imperversa nelle prime periferie in maniera abbastanza importante. Io penso che... Nonostante l'impegno, nonostante i cani, nonostante tutto quello che state facendo. Io penso che Padova è essenzialmente una città sicura, ma questo me lo hanno dato tutti quanti, tutti. Chiaro che ci può essere sempre l'episodio singolo, ci sarà sempre, però nel complesso abbiamo eliminato, per dire la cella, abbiamo eliminato tutta LED, questo vuol dire sicurezza, abbiamo investito dei cani di droga, hanno trovato e trovano purtroppo, dico, tanta droga. Abbiamo investito oggi, ho fatto la dichiarazione all'assessore sociale Marta Nani, abbiamo investito 100.000 euro in collaborazione con l'unità sanitaria locale per fare prevenzione, per monitorare, per cercare di capire. È un fenomeno preoccupante, devo dire, un fenomeno preoccupante e bisogna stare molto attenti, perché i ragazzi, dobbiamo fare cultura, bisogna spiegare, è un problema che dilaga, non solo a Padova. Invece per quanto è una città sicura, i ragazzi, le gang giovani che un po' un attimino qualche difficoltà hanno messo... Vi ricordo che abbiamo installato quasi 1000 telecamere e le cose si vedono, perché quando uno, ad esempio, quello che è successo in Piazza Duomo, è stato ripetuto perfettamente delle telecamere, il questore ha fatto la sua conferenza stampa per dare precisazione perché ogni volta si tende a dire è stato l'extracomunitario, è stato questo,
è stata la banda giovanile. È vero che i ragazzi ogni tanto dilagano in termini di qualche volta di violenza, qualche volta in maniera esagerata, però noi siamo molto attenti sia al polizia locale, sia al questura, sia ai carabinieri, sia a finanza. Spesso col prefetto che coordina il tutto facciamo squadra e siamo, non dico soddisfatti, non si può mai essere soddisfatti, però siamo molto impegnati a far sì che la città sia sicura al massimo. A detta proprio di tutori dell'ordine, è una città sicura. E devo dire che anche i cittadini lo riconoscono. Faccio solo un esempio: l'ultima indagine che è stata fatta ne è risultato che non è più la sicurezza il problema prioritario, ma è la qualità dell'aria, è cambiata, per cui non c'è più un'attenzione, c'è sempre attenzione alla sicurezza, lo ripeto per l'ennesima volta, poi la sicurezza è un diritto del cittadino, non è di destra, non è di sinistra, è un diritto che ha, per cui dobbiamo stare molto attenti. Però devo dire che è cambiata la priorità, è cambiata insomma sulla qualità dell'aria, qualità dell'ambiente, in cui stiamo anche lavorando. Certo. Andiamo in pubblicità e poi parleremo ancora di tante altre cose, tra poco.